Noi non possiamo arrenderci, non possiamo arrenderci. L'Italia ha bisogno di noi artigiani, di noi imprenditori. Dobbiamo sfruttare queste occasioni, come questa corsa, per cercare di stare assieme e lottare. 3, 2, 1... I pettorali iscritti a mano, niente premi ai vincitori, eppure a Codogna in 3.300 hanno partecipato alla corsa anticrisi, come è stata ribattezzata la 36esima edizione della gara podistica di Campo Cervaro, che rischiava di non tenersi perché sponsor quest'anno non se ne sono trovati. Il suicidio mercoledì a San Vendemiano dell'ennesimo imprenditore ha dato ancora più significato all'evento. 70 ad oggi in Veneto quelli che si sono tolti la vita, 730 da giugno le richieste di aiuto allo sportello regionale. La crisi attanaglia anche le corse podistiche. Da qui l'organizzazione di un vero e proprio flash mob, ovvero una corsa senza premi, senza sponsor, organizzata totalmente dai volontari con il passaparola, con i social network. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto, sono tanti partecipanti, a iniziare da Del Piero che ha voluto addirittura da Sydney mandare il suo sostegno a questa corsa. Questa è una grande occasione per la nostra comunità di dare un segnale che si può combattere la crisi. Qua abbiamo chiamato tutte le persone possibili per stare insieme e per continuare a fare una corsa che era da tanto tempo che si faceva e che a causa della crisi rischiavamo di perdere. Amministratori ma anche associazioni di categoria, sportivi e imprenditori al via. Dobbiamo stare a fianco di queste famiglie, dobbiamo correre tutti insieme verso un unico obiettivo. Uno sforzo per correre 5 o 10 chilometri che ha dato però ancora più soddisfazione. Tremato ma arrivato! Sono stanco. Ma anche questo serve a mandare dalla Marca all'Italia un messaggio di speranza.